Rieccoci con la seconda parte di questa puntata domenicale del Sindaco Risponde. Il sindaco di Padova Sergio Giordani ospite nei nostri studi. Sindaco, abbiamo parlato di turismo, di residenzialità, due concetti che insomma su cui va trovata la quadra nella prima parte di questa nostra trasmissione. Cambiamo adesso argomento e parliamo di parchi, perché state investendo molto anche per quanto riguarda il verde in città. Esempio è rappresentato dal più grande polmone verde di Padova, destinato ad ampliarsi ancora di più. Stiamo parlando del Parco Iris. Anche lì, sindaco, avete messo in campo investimenti importanti e un progetto per rendere il Parco Iris ancora più grande. Quindi è quasi triplicato, in più sono stati investiti 4 milioni di euro del PNRR. Il progetto è già terminato, ha fatto fuori uno spettacolo, è un bellissimo parco. Ma sono tanti parchi, Parco Vizza, non ci sono ancora le risorse, però Parco Vizza verrà fuori un altro, tra noi e il Bignasco, viene fuori un altro parco importante. Quello che dicevo prima, non domani, 2 o 3 anni, la caserma per quanto riguarda Romagnoli, ma il Sesto Boschetti, Tito Livio, è stato terminato la parte pubblica, adesso spero che tra poco cominci la parte privata per quanto riguarda i 2 condomini liberty, per cui sono tante le zone verdi che stiamo facendo. Di fronte a Villa Giusti, stiamo facendo un bosco con l'aiuto della Cassa Deposito e Prestiti, ma veramente Brescia sta lavorando benissimo, devo dire, molto contento. Sta collaborando anche in maniera molto importante l'ex assessore Gallani, certo. Per cui, proprio per dire, la collaborazione di tutti è fondamentale e veramente risorse ne stiamo investendo moltissime. Per cui il verde per noi è una cosa importante. E credo anche per i cittadini, è sempre più sentito dai cittadini questa necessità, certo, di avere dei polmoni verdi in città. Però ogni tanto dobbiamo tagliare qualche albero. Ecco, appunto. È inutile nascondersi. Per far passare i tram, non abbiamo alternative, bisogna tagliare qualche albero. Se ne tagliamo uno, ne piantiamo 10, 20, chiaro che non sono la stessa stazza, ma ad esempio urbano, o passiamo in mezzo alla strada o passiamo in vie laterali e bisogna tagliare gli alberi. Però rispetto ai vantaggi e svantaggi è enorme, insomma. Io capisco, fa male. Prima di tagliare un albero, noi o è malato, o è pericoloso, o c'è un problema di viabilità. Sono 3. Non tagliamo alberi a caso, nessuno lo fa assolutamente, sarebbe pazzesco fare, o pericoloso. Poi quando cade un albero, e poi è un problema. Cade un albero e fa male oppure sfiora qualche persona, oppure in fuori, perché non è stato tagliato l'albero. Vabbè, qui lo sa, sindaco, che non si accontentano mai tutti e di conseguenza. Far capire, quando si incatena l'albero dico no, questo albero non sto. E come sa, bisogna fare, volete la trans, sì, ma non può passare, dove passa? Bisogna essere un po' realisti. Gli alberi da noi vanno salvaguardati il massimo. Tra l'altro il saldo è molto positivo nei suoi anni di amministrazione. Ne pianteremo una marea, veramente, tantissimi, per cui la città è verde. Ma basta, se uno si prende un drone, oppure e vede quanto verde c'è già in città, è una città verde che non si vede perché dentro i portoni, specialmente in case storiche in genere, sono dei giardini magnifici. La dottoressa Luciano Fida fa aree verdi, sono di quei giardini a Padova, sono incredibili all'interno, privati, certo, però 2 o 3 giorni lascia aperto pure. Il giardino Rotonda che abbiamo appena fatto, e devo dire che qua devo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio perché ci ha dato un aiuto importante, come nel Treves, Parco Treves, stanno cominciando i lavori, gli altri sono finiti. Li stanno cominciando, però visto che ha introdotto il discorso del Parco Treves, io le faccio vedere un servizio adesso, perché è vero che cominciate i lavori, ma i cittadini non sono molto contenti perché gli chiudete il Parco Treves d'estate, che insomma è il periodo in cui magari qualche cittadino in più il parco se lo gode. Le mostriamo il servizio, poi sentiamo insomma la sua replica, sindaco, andiamo a vedere.
Il Parco Treves, situato vicino alla Basilica di Sant'Antonio e all'ospedale, sarà inaccessibile per almeno 3 mesi a causa di lavori di manutenzione appena iniziati, volti a migliorare l'area e renderla più funzionale, inclusa la creazione di percorsi sotto le maestose piante secolari. Questo ha creato scontento tra gli abituali frequentatori del parco, che vedono la scelta del periodo estivo irrazionale e un'inutile privazione di un importante polmone verde pubblico proprio nel momento in cui è più necessario. La chiusura del parco priva i cittadini di un luogo ideale per passeggiate, attività all'aperto e momenti di relax. Inoltre ci sono state lamentele sul fatto che in passato il parco abbia già avuto orari di apertura limitati e sia stato spesso inaccessibile per vari motivi, tra cui lavori di riqualificazione nelle vicinanze e problemi di sicurezza. Alcuni cittadini che avevano finalmente la possibilità di visitarlo sono rimasti delusi nello scoprire che il parco sarà nuovamente chiuso. Gli abituali frequentatori sperano che il sacrificio valga la pena e che i nuovi lavori portino ad orari di apertura più estesi e a miglioramenti visibili, come una nuova insegna che sostituisca quella attuale, danneggiata e con una scritta ormai estinta. Insomma, Sindaco, richiudete il parco ai cittadini in estate. Il prezzo che si è legato al costo delle piante non so rispondere, però sarà qualche mese per aver sostituito un gioiello di parco, che non è molto frequentato ancora. Abbiamo risolto il problema degli orari, che erano orari molto limitati, quello abbiamo risolto. Adesso abbiamo sistemato, ne esce un gioiello, un po' di pazienza, penso sia il più bello. Forse è il più bel parco di Padova, sì. Personalmente è il più bello. Poco conosciuto anche dai cittadini. Sì, è poco conosciuto perché è un gioiello. È una cosa, infatti è storico, è protetto dalla sovrintendenza, sia questo. Sì, non per niente, tra l'altro vengono fatti anche pochi eventi, poche manifestazioni proprio per questo motivo, credo. Perché Vengono fatti manifestazioni, ha suonato l'orchestra, suonerà, anzi, per essere più precisi, il prossimo sabato, il prossimo venerdì, un'orchestra dei medici dell'ospedale farà un concerto, ma c'è un posto magico, c'è un'arena proprio dove si può suonare, bellissimo, veramente, e vedete quando sarà terminato sarà ancora più bello. E qua ringrazio veramente la Fondazione, perché sia questo che il Giardino della Rotonda, senza di loro sarebbe stato molto molto difficile, hanno investito molto, noi siamo soddisfatti e vedete come cittadini è davvero un gioiello. certo, perché insomma, poi comunque le immagini lo dimostrano, ma anche per chi lo conosce questo parco. Insomma. Non è molto frequentato, bisogna imparare a frequentarlo di più. Magari farete qualche evento in più di qualità, certo, insomma, non immagino per il Parco Treves eventi da grandi numeri di persone, però eventi insomma un po' anche di qualità per riscoprire, esatto, sì, concerti, magari reading, qualcosa del genere, presentazioni di libri, esatto, perché la location è veramente suggestiva. Comunque conferma, Sindaco, che continuate ad investire anche sul fronte del verde, perché credo insomma che sia veramente uno dei punti più qualificanti, uno dei punti più richiesti in questo periodo storico da parte dei cittadini. Sì. Nel frattempo proseguono, credo, anche gli sfalci in città che nel periodo estivo vi mettono sempre un po' in difficoltà, e in questa primavera vi hanno messo in difficoltà ancora un po' di più perché ha piovuto molto e quindi non sempre è facile. Se è caldo, l'erba cresce, anche lo vede indesiderato, cioè quello che in città lungo è difficile perché non si possono usare diserbanti, bisogna strapparli, bisogna usare l'aceto, è molto complicata, sembra facile. Noi stiamo lavorando con passione, i vari assessori, tipo Brescia, sta lavorando bene. Io sono molto orgoglioso di loro perché lavorano con passione, per cui stanno dando il massimo nella città. Io sono contento di quello che fanno loro. Bene, siamo in chiusura, Sindaco, di questa puntata domenicale del Sindaco Risponde. Grazie ovviamente di essere stato ospite nei nostri studi. Buona domenica a lei, ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Grazie anche a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici di TV7 per averci seguito. Adesso rimanete in compagnia dei nostri programmi. Alle 14 spazio al grande cinema, al film La tempesta su Washington. Con l'informazione invece, come di consueto, torniamo questa sera alle ore 20, sempre qui su TV7
Triveneta, e con il Sindaco Risponde ci vediamo martedì alle 19. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, arrivederci.